Bentornati e bentrovati a Storie. Il VI secolo porta nel mondo greco non solo la filosofia, ma una nuova poesia, la lirica corale. Protagonisti di questa svolta sono alcuni autori classici per eccellenza, il primo dei quali è Alcmane. Alcmane è un uomo molto interessante perché è attratto profondamente in un'epoca di grandi stravolgimenti dalla divinità. È autore di Parteni. I Parteni sono delle composizioni che venivano riservate delle ragazze che in processione andavano a incontrare la divinità nel tempio del mondo greco dell'epoca. Ecco, i Parteni sono opere importanti non tanto per il valore che possono avere dal punto di vista culturale e artistico, certo ci raccontano in qualche modo come era fatto un tempio, ci raccontano come avveniva la vita nel tempio, ci raccontano come queste donne, queste ragazze si preparassero ad incontrare la divinità nel tempio, laddove l'incontro con la divinità era un incontro intimo, era un incontro sessuale e quindi un incontro molto particolare, molto al di fuori dei canoni tradizionali. Ma il valore dei Parteni di Alcmane, sta nel fatto che essi raccontano un modello di religiosità. E questo modello di religiosità non è una religiosità come siamo stati abituati a vedere nel mondo greco, lontana e distante, ma una religiosità che entra dentro la vita. Alcmane è l'autore che compone Parteni, compone inni di giovani, queste giovinette che mentre vanno a incontrare la divinità cantano il fatto che la vita ha senso, il fatto che la vita ha un perché, il fatto che la vita ha un motivo. Il Partenio più importante, più famoso, è conservato ancora oggi al Louvre ed è il Partenio del Louvre, proprio di Alcmane, un frammento enorme di un'opera importantissima, dove lui racconta proprio la gioia di vivere di queste ragazze che vanno incontro alla divinità. È come se con Alcmane si aprisse una pagina nuova nella storia della letteratura, una pagina per la prima volta all'insegna della gioia. La raccontiamo qui, la raccontiamo a Storie.